10 minuti facciamo. Presidente Zaia, 1356 edizioni di questa fiera di Santa Lucia di Piave, un avvenimento importante anche internazionale. Direi è soprattutto un punto di riferimento in una regione che ha 350 prodotti tipici, 160.000 aziende agricole e ha un PIL agricolo di 6 miliardi di euro, quindi di fatto la vera seconda industria del Veneto è rappresentata ancora dall'agricoltura. Archiviato un referendum, Presidente, adesso la sfida è importante per l'autonomia. È la madre di tutte le battaglie, i veneti predicano da una vita la possibilità di avere un referendum per l'autonomia, ce l'avranno in primavera, ce l'avranno nei primi 6 mesi dell'anno, potremmo già averlo celebrato il 4 dicembre assieme al referendum di Renzi, ma il governo non ha voluto e con questo scherzetto noi ci ritroviamo a dover fra l'altro sostenere spese per circa 14 milioni di euro, ma lo facciamo volentieri, inizia un nuovo percorso per il Veneto, autonomi come Trento e Bolzano. Grazie al governatore Luca Zaia, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Riccardo Zunski, che salutiamo, sindaco di Santa Lucia di Piave. Tanta soddisfazione per questa edizione numero 1356 e lo vogliamo dire con la grande novità anche del bilinguismo. Sì, buongiorno a tutti, soddisfazione perché quello che si vede per i viali e gli espositori è di una qualità mai raggiunta. Quindi quest'anno abbiamo raggiunto il top, abbiamo il top anche delle presenze straniere che confermano la nostra linea internazionale, però noi non ci dimentichiamo da dove veniamo, dall'agricoltura, dal territorio, dalle tradizioni e quindi abbiamo il trilinguismo, l'inglese, l'italiano e abbiamo messo anche i cartelli in lingua veneta perché è bene che anche i nostri ragazzini comincino a capire quello che è il linguaggio che parlano normalmente ma non sanno scrivere, e invece è una lingua che sa essere scritta, ma non è un guardare indietro, una battaglia di retroguardia come leggo troppo distrattamente da qualche superficiale osservatore. È ribadire che quello che facciamo lo facciamo con le nostre risorse, siamo in grado di andare in tutto il mondo, altro che battaglie di retroguardia. Allora avete dimostrato, Sindaco, una capacità anche di fare squadra, di fare sintesi, perché è di pochi giorni fa l'accordo siglato con altre realtà espositive del territorio proprio per presentarsi sui mercati compatti. Noi ci accusano di essere il paese dei campanili, siamo orgogliosissimi dei nostri campanili, ma vogliamo mettere assieme i nostri campanili perché diventiamo molto più forti. Difatti abbiamo dialogato un anno con le realtà di Godega, ma prima con quella di Longarone e di San Donà, con cui abbiamo già stretto un accordo di cooperazione che vuol dire fare economie di scala, vuol dire andare sui mercati con una persona che porta i prodotti e le manifestazioni di tutte e tre le realtà. Adesso ha chiesto di entrare Godega, questo è il futuro ma sempre nella difesa del territorio, l'asse del Piave diventerà inespugnabile. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Domenico Dalbò, presidente dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia. Allora intanto soddisfazione perché l'edizione 1356, perché è internazionale e perché è un lavoro iniziato qualche anno fa che adesso finalmente sta dando i suoi frutti, Ingegner Dalbò. Certamente è iniziato 5 anni fa, siamo in scadenza perché il Consiglio di amministrazione scade con l'amministrazione comunale, abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo internazionalizzato la fiera, però la fiera non è autoreferenziale, l'essere internazionale è propedeutica all'internazionalizzazione delle nostre imprese. Noi abbiamo fatto un progetto di internazionalizzare 100.000 imprese, 80.000 della provincia di Treviso, 16.000 della provincia di Belluno e 4.000 del Veneto orientale. Queste 100.000 imprese, 95.000 hanno meno di 10 dipendenti. Con meno di 10 dipendenti non si riesce internazionale se non attraverso dei contratti di rete e assieme condurre e andare all'estero. Allora è importante, si dice, il software, ma anche l'hardware vuole la sua e la struttura davvero è cresciuta, c'è uno splendido auditorium e anche gli spazi espositivi della Filanda si prestano anche ad altre manifestazioni. Allora tutto questo è importante, ma noi dobbiamo capire una cosa, che le nostre aziende se non si sviluppano muoiono. Le nostre aziende in Italia con una recessione e probabilmente con una stagnazione secolare non riescono a svilupparsi
Allora abbiamo detto se non si sviluppano muoiono, ma se muoiono chiudono gli stabilimenti, se chiudono gli stabilimenti vanno a casa le persone, se vanno a casa le persone i nostri giovani devono fare gli migranti all'estero, se devono fare i migranti all'estero chi va via? Va via i più acculturati, perché non è che noi abbiamo gli Stati Uniti d'Europa come in America. In America un idraulico passa da New York a Miami, qui no perché ne manca la lingua, quindi vanno via i più acculturati e questo territorio si impoverisce sempre più. Questo è il progetto di fondo che dobbiamo cercare di dare lavoro e internazionalizzare le nostre aziende. Allora, il sindaco ha salutato con la sua squadra il futuro di Santa Lucia di Piave, delle fiere di Santa Lucia di Piave. Il futuro non lo so perché noi siamo arrivati fino a qua, adesso decadiamo assieme all'amministrazione, sarà compito della nuova amministrazione fare la scelta del nuovo consiglio di amministrazione. Allora, l'auspicio sicuramente è che si continui, la strada è tracciata, Ingegner Dalbò. Ma sì, la strada è tracciata, noi abbiamo fatto l'accordo con la provincia di Belluno, con il Veneto Orientale e con San Donà e quindi abbiamo Treviso, Belluno e il Veneto Orientale uniti, quindi spero che la strada continui su questa linea. Allora, forza Santa Lucia e forza Piave. Forza Piave. Grazie a Domenico Dalbò, presidente delle fiere di Santa Lucia di Piave. Noi ci siamo spostati nei padiglioni della vecchia Filanda e qui incontriamo nell'angolo di Bietica Luigi Pianca, che è il presidente, che saluto, e Fabio Brescaccin, presidente di Ecor Natura Sì. Allora, come nasce l'idea di Bietica, presidente Pianca? Ma diciamo che Bietica da anni si occupa di organizzare eventi, manifestazioni e inserire all'interno delle sinergie tra diversi operatori della sostenibilità ambientale. Noi qui troviamo nella fiera di Santa Lucia, per quanto riguarda l'elemento terra, per capirci, quindi quell'elemento dove tutto arriva e tutto riparte, abbiamo sensibilizzato l'agricoltura biologica e biodinamica invitando la Ecor, che dopo Fabio Brescancin ne parlerà bene. Poi abbiamo un altro elemento che ci interessa moltissimo che è l'aria e con l'aria noi abbiamo portato le aziende che lavorano con il biocompostabile, partendo dai polimeri del vegetale noi andiamo a sostituire praticamente tutto quello che è petrolio e derivati. Allora, quindi un'attività sicuramente sostenibile. Allora, Fabio Brescaccin, voi in pratica mettete davvero sul piatto tutte queste cose, tutto quanto di buono ci ha raccontato il presidente Pianca. Beh, insomma, noi a 30 anni, ormai 31 anni abbiamo cominciato con un piccolo negozio a Conegliano e con una piccola realtà agricola e da lì effettivamente, non per merito nostro ma per merito della coscienza delle persone, diciamo, la sensibilità verso l'ambiente, verso l'alimentazione sana è aumentata e quindi effettivamente quello che erano dei piccoli semini messi molti anni fa adesso stanno un po' fiorendo, quindi noi cerchiamo di mettere sul tavolo delle persone, sulla tavola delle persone i prodotti più sani possibili, quindi biologici, biodinamici, quindi che non abbiamo usato, dove non si usano trattamenti chimici e poi anche in questo modo di sostenere l'agricoltura, un'agricoltura moderna, un'agricoltura sana, un'agricoltura che non è l'agricoltura del passato, è un'agricoltura che guarda veramente avanti perché la terra è un bene veramente da salvaguardare e non da sfruttare. Ecco, quanto importante è rendere consapevole la gente che poi sono i consumatori del valore del cibo. Ma è la cosa più importante perché alla fine chi sostiene l'agricoltura, chi sostiene l'economia, chi sostiene il commercio è il consumatore, quindi è il consumatore che fa le scelte e di conseguenza poi le fanno anche i produttori, quindi è fondamentale che il consumatore pensi a se stesso giustamente perché il consumatore deve pensare di mangiare sano per non avvelenarsi, ma deve pensare anche che dietro il suo mangiare, dietro la sua scelta alimentare, dietro la scelta di consumo c'è tutto un mondo che va in una direzione o in un'altra direzione, quindi ognuno di noi ha in mano il destino della terra. Allora, bello il messaggio con cui vi salutiamo per questa prima parte qui da Santa Lucia di Piave. Io ringrazio
il presidente Luigi Pianca di Bietica e Fabio Brescaccin di Ecor Natura Sì. Adesso andiamo a seguire un compleanno importante, quello del Consorzio del Radicchio. Linea dunque a Laura Ferrari e poi ci vediamo nuovamente qui a Santa Lucia di Piave. Linea a Laura Ferrari.